Cominciamo da una vicenda tremenda che avevamo lasciato in sospeso perché giustamente bisogna lasciare che la giustizia faccia il suo corso. Siamo arrivati adesso ad un punto fermo, cioè a una sentenza, e la sentenza dice che quei tre giovani calciatori di Belluno che erano accusati di aver stuprato insieme una donna. Bene, la sentenza dice che stupro non c'è stato, quindi sono stati assolti. Il titolone sul Corriere delle Alpi, vi sto leggendo adesso, è questo: la sentenza, assolti al processo per stupro di gruppo, l'abbraccio in aula, finito un incubo, i tre calciatori denunciati dopo una festa di Ferragosto, l'accusa aveva chiesto 8 anni e la donna aveva chiesto 150.000 euro di danni. Ovviamente la notizia è anche sul Gazzettino di Belluno, se preferite acquistare quel giornale. Vi faccio vedere in prima pagina, c'è il lancio: stupro a Ferragosto, calciatori assolti, abbraccio in aula, la procura aveva chiesto 8 anni ma per i giudici non c'è stata violenza. L'articolo qui è a firma di Federica Fant e compare a pagina 11 nel fascicolo nazionale, perché effettivamente si tratta di cose, di accuse molto molto gravi, e quindi molto importante è essere arrivati alla sentenza di assoluzione. Va anche detta una cosa: in passato, quando questa vicenda così è venuta alla luce, sono stati fatti i nomi di questi giovani che sicuramente hanno avuto delle conseguenze sulla loro reputazione. È giusto adesso dire di nuovo i nomi e dire che sono stati assolti. Quindi leggiamo almeno l'inizio dell'articolo di Gigi Sosso, poi come sempre raccomandiamo a voi l'acquisto del Corriere delle Alpi e o del Gazzettino secondo i vostri gusti. Noi qui in questa rassegna stampa di Radio Piave in Blu, condotta da noi giornalisti dell'Amico del Popolo, vi diamo solo qualche spunto e un invito all'acquisto e alla lettura di questi quotidiani. Buongiorno a tutti da Luigi Guglielmi. Dunque, tre calciatori, dice Gigi Sosso nell'articolo del Corriere, assolti dall'accusa di stupro di gruppo durante la festa di Ferragosto in una villa di Visome. Visome, per chi non lo sapesse, è una frazione vicina al centro di Belluno. Il fatto non sussiste a carico, ecco i nomi, di Federico De Min, Matteo Verdicchio e Santiago Guido Visentin, per insufficienza o contraddittorietà della prova. Queste sono le motivazioni. È finito un incubo, è stata la prima reazione degli imputati, che abbracciano gli avvocati difensori. Un lungo incubo perché ci sono state anche delle udienze rinviate. Motivazioni della sentenza: tra 90 giorni. Sapete che i processi funzionano così: si arriva a sentenza, il giudice dice condannato, assolto, dice a quanto è condannato oppure perché è assolto, ma lo dice in forma molto sintetica. Poi bisogna attendere che la sentenza venga scritta e depositata. Allora solo una volta depositata la sentenza si leggono le motivazioni in modo diffuso. Di solito ci vuole parecchio tempo. Motivazioni della sentenza appunto tra 90 giorni, cioè tra 3 mesi si sapranno i particolari, fra 3 mesi si riparlerà di nuovo di questa vicenda. Nel frattempo sono stati disposti dissequestri. C'erano De Min, ex Careni Pieve, ora gioca nel Borgo Valbelluna, e Verdicchio in aula, mentre Visentin risulta in Argentina dopo essere stato messo fuori rosa dal Cittadella in Serie B. L'ex Belluno era anche l'unico ad aver sofferto già una condanna a 6 anni di reclusione nel rito abbreviato di primo grado per violenza sessuale di gruppo in concorso con i compagni in squadra quando giocava in C con la Virtus Verona. Quindi c'era anche quest'altra vicenda che adombrava un po', che gettava un'ombra, insomma, sinistra su questa nuova accusa. La donna non è stata ritenuta abbastanza credibile, neanche dopo le repliche di ieri, successive alla richiesta di una condanna a 8 anni dall'accusa e un risarcimento di 150.000 euro dalla parte civile. Il processo verteva sulla credibilità e anche sulla deposizione di un testimone, il padrone di casa, che aveva descritto un amplesso nel quale Visentin e De Min si divertivano e godevano e la ragazza non sembrava stesse male. Secondario il ruolo di Verdicchio. Questa è la situazione: sembrava che la ragazza non stesse male.
Ma ovviamente insomma sono cose che lasciano perplessità. Noi dobbiamo dire che sono stati assolti, dispiace che non ci sia la certezza, ecco, che non ci sia la certezza, perché questa sentenza ci lascia con dei dubbi. Non è stato possibile accusare queste persone, non c'erano elementi sufficienti per accusarli, ma non ci sono neanche stati elementi così evidenti, diciamo, per negare una loro responsabilità. Pesato tutto, il giudice dice assolti e noi accettiamo questa sentenza e lo ribadiamo anche qui. Il PM Roberta Gallego ha prodotto una memoria prima della sua mezz'ora. Per il magistrato i rapporti non sono stati consenzienti e lo testimonierebbe il fatto che Visentina avrebbe detto lo so, ho fatto una cazzata, scusate la parola, tenuto conto anche del ciclo mestruale e del fatto che la ragazza avesse un assorbente poi tolto. Sempre lui si sarebbe temporaneamente impossessato della borsa per verificare che non avesse parlato con nessuno e l'avrebbe poi marcata per studiare il suo comportamento. La ragazza ha detto una corbelleria quando da intercettata, è il virgolettato della Gallego, ha descritto male uno degli avvocati della difesa, ma non significa che sia una bugiarda. Sicuramente non è vero che Visentina ha avuto con lei un secondo amplesso in bagno. Quanto ai rapporti incriminati, sono stati forzati e costretti e la parte offesa ha parlato solo una volta di danni, voleva che i tre finissero in prigione e che ci rimanessero. La ragazza non stava bene quel giorno, aveva bevuto alcolici, preso una tachipirina, insomma era una situazione particolare, no? Le difese, qua c'è l'altro paragrafo, non hanno replicato gli avvocati Avanzi che difendevano Visentin, mentre l'hanno fatto Massimiliano Paniz per Verdicchio e Anna Casciarri per Demin. Lascio a voi, ripeto, la lettura di questo articolo. C'è un riquadro a fianco che ci dice un altro elemento importante. Sapete, è giusto che ci ricordiamo come funziona la nostra giustizia. La ragazza in aula, la procura valuterà l'appello, 3 mesi per l'appello, quella pronunciata alle 3 di ieri pomeriggio dai giudici Antonella Coniglio, Federico Montalto e Cristina Cittolini è solo la sentenza di primo grado. Ok? È una sentenza però, se nessuno ricorre in appello, quello che è stato deciso ieri vale, cioè assoluzione. Se si apre la strada dell'appello bisognerà ancora vedere se i giudici successivi agli attuali, quelli dell'altro grado, confermeranno o meno questa definizione della vicenda. Tutt'altro che definitiva, dice l'articolo, per questo gli avvocati difensori sono usciti dall'aula al primo piano del Palazzo di Giustizia soddisfatti del lavoro fatto, ma anche consapevoli che quando ci saranno le motivazioni entro 90 giorni si aprirà anche lo spazio per l'appello. Qualcuno lo dà addirittura per scontato. Il pubblico ministero Roberta Gallego e l'avvocato di parte civile Cristiana Ricitiello erano fermamente convinti della colpevolezza dei tre imputati, Demin, Verdicchio e Visentin, tant'è vero che avevano chiesto rispettivamente 8 anni e 150.000 euro di risarcimento per i danni patiti. C'era anche la ragazza in aula e tra il pubblico ammesso per la discussione e le repliche, ma non per l'istruttoria, c'erano le rappresentanti di Belluno Donna, l'associazione che aiuta e sostiene le donne vittime di violenza. Insomma, in ogni caso una vicenda brutta, speriamo che i giudici abbiano valutato bene e comunque insomma vediamo poi se si andrà avanti con l'appello. Noi per ora registriamo questa assoluzione. Allora, altri titoli sulla prima del Corriere delle Alpi, l'apertura è sul fine vita, lo stop a Zaia. Ieri c'è stata l'attesa discussione in Consiglio regionale, se passava la legge il Veneto si sarebbe un po' prospettato come la Svizzera italiana, consentitemi così l'esagerazione, insomma, cioè il posto dove venire a fare il suicidio assistito, insomma. Tante contrarietà, è vero che, questione etica rilevantissima, è vero che la Corte di Cassazione nelle sentenze su questa materia ha rilevato una carenza legislativa di fatto, no? Però ci si è subito chiesti, ma questo buco legislativo su un tema del genere devono andare a coprirlo le regioni o non sarà meglio che lo copra lo Stato? È anche quello che ieri il senatore De Carlo ha dichiarato dopo il voto in Consiglio regionale. Voto in Consiglio regionale che ha bocciato la proposta e siccome a favore della proposta c'era la Lega di Zaia, con molti mal di pancia all'interno della Lega, di fatto insomma Zaia si è ritrovato con
il suo partito contro e alla fine insomma la legge non è passata. Il titolone è questo: sul fine vita uno stop a Zaia, Lega e PD affossano la legge. Per un voto Palazzo Ferrofini rimanda il testo in commissione, non bastano i 25 favorevoli contro i 22 no e i 3 astenuti. Defezioni anche nella lista del governatore e lui, virgolette, è un tema etico, questo non è un giudizio politico, cioè Zaia sta cercando di smarcarsi da questa sconfitta, insomma, ecco, subita in Consiglio. La legge sul fine vita in Veneto non passa e i dati politici rilevanti sono almeno due. La maggioranza di centrodestra è spaccata come mai prima d'ora e il PD è un partito che non risponde alla segreteria nazionale. Fratelli d'Italia e Forza Italia, entrambi compatti, vanno addosso al presidente della regione Ferro e Berlinghieri che ne scrivono addirittura in tutto il primo sfoglio. Il tema era enorme. 2, 3, 4 e 5 sono le pagine, cioè le prime pagine, su cui quattro pagine su cui il Corriere delle Alpi affronta questo tema. C'è molto anche sul Gazzettino. Bigon non sente ragioni e manda in tilt il partito, stiamo parlando sempre di questo tema, la maggioranza parte bene sull'autonomia, invece primo round al governo. Nelle cronache il processo per stupro di cui abbiamo detto, Confindustria, giovani talenti e innovazione il nostro futuro, ricetta antispopolamento, offerte entro domani, gara per il Bob, c'è interesse, 19 quesiti dalle aziende. Visite a Venezia, è scattata la corsa, questo ve lo leggo, il portale per il contributo di accesso ha superato la prova. Ieri alle 18:45 già 2000 persone erano entrate nel sito del Comune di Venezia e si erano registrate dichiarando di essere esenti. Nella metà dei casi si è trattato di residenti in Veneto o nella città metropolitana, mentre un 12% si è dichiarato proprietario di immobili o titolare di contratti di locazione e ha richiesto l'esenzione perché paga l'IMU. Questo perché? Perché esordisce il ticket d'accesso alla città di Venezia, cioè si paga per andare a Venezia. Noi no, perché siamo veneti, ma questa città museo ormai richiede un biglietto d'ingresso. Insomma, questa è la questione. No? Vediamo adesso la prima del Gazzettino nell'edizione di Belluno, nel fascicolo di Belluno. Il tema su cui si apre è questo, è relativo ai prezzi degli alloggi. Il titolo è questo: a Belluno le case più care del Veneto. Leggo direttamente il lancio che è a firma di Giovanni Santin. Ciao Giovanni, poi l'approfondimento a pagina 3, la foto è di Michele Vigne, presidente di Confedilizia. Anche in Veneto il mattone, una volta bene rifugio, a fine 2023 ha recuperato posizioni, ma non a Belluno, che nonostante il calo dell'ultimo trimestre per l'acquisto di casa si conferma tuttavia la città più cara dell'intera regione. È quanto emerge dall'ultimo osservatorio annuale di Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it specializzato in big data e market intelligence per il settore immobiliare, che ha anche evidenziato come nell'ultimo trimestre dell'anno la corsa dei prezzi rallenti ma non si fermi, gli aumenti percentuali sono sull'ordine dell'1%. Foto centrale, giro della Grande Guerra, ora parte lo sci alpinismo, ci dice la prima pagina del Gazzettino di Belluno. San Pietro, un'altra regola, si converte alla parità di genere. San Pietro di Cadore. Sono cose lunghissime, sono processi molto molto lenti, delicati, c'è poco da fare. Belluno, De Pellegrini, specificità montana, via alla legge. Anche il sindaco di Belluno confida nell'avvio della discussione in Senato del disegno di legge sull'autonomia differenziata. È un momento storico, dice il sindaco di Belluno, che può dare spazio di attuazione alla legge regionale sulla specificità montana. Il disegno di legge va nella direzione di una migliore e più giusta ripartizione dei fondi e incontra il mio appoggio. Temperature bassissime, ma non è record. Nella neve con abiti leggeri, avete già letto sull'Amico, rischiano di morire assiderati. E chiudo con questo. Nicola Valmassoni, ricorderete, l'autista degli autobus di Cortina che stava salendo dal Basso Cadore verso il suo luogo di lavoro con la sua moto, è stato investito e ucciso. Nicola, morto a 29 anni, patteggia l'automobilista che lo ha investito. Lascio a voi la lettura di questa notizia dei particolari. Vi ringrazio per l'attenzione, mi fermo qui. A tutti un buon mercoledì 17 gennaio, seguiteci, ricordate che oggi verso pranzo diventa disponibile online anche l'Amico del Popolo settimanale, che poi vi arriva nelle case domani e dopodomani di carta.
Ciao a tutti, buon mercoledì da Luigi Guglielmi.